Buonasera a tutti. Allora, questo video non è altro che una risposta a una diretta che ha fatto il nostro amico artista Tony Colombo. Allora, Tony, io ti rispondo direttamente perché questo video hai nominato anche me. Allora, innanzitutto ci tengo a precisare che io la beneficenza la faccio tutti i giorni, ma sicuramente non lo vado a dire quanto do e come lo do e quando lo devo dare, perché sicuramente la beneficenza si chiama beneficenza perché è una cosa che ti viene dal cuore, non la deve comandare nessuno, né io, né gli altri, né tu. Tony Colombo. Ti rispondo con molta sincerità, al di là dell'artista e la stima che provo per te, tu lo sai, ma ci tengo a precisare che c'è gente alla quale hai nominato che comunque ovviamente non tutti hanno la possibilità di tirar fuori 1.000 euro, per cui se uno vuole fare una beneficenza, la beneficenza è anche di 2 euro, non è di 1.000 euro, perché c'è chi li può cacciare 1.000 euro e chi no, ok? Visto che tu hai nominato tutti artisti che lavorano modestamente, forse 1.000 euro si possono pure permettere. Tu che hai pubblicato che hai fatto 600 matrimoni, 700, 800, non lo so, l'hai pure detto. Se noi dobbiamo cacciare 1.000 euro, allora tu ne devi cacciare 100.000, fratello caro. Per cui perché non lo fai? Fallo tu la beneficenza di 100.000 euro, tu te lo puoi permettere, c'è chi non se lo può permettere. Quindi non spetta a te giudicare come e quando o imporre più che altro, scusami, mi correggo, imporre quanto devono stanziare per fare una beneficenza. Ti potevi limitare a dire fate beneficenza che può essere di 2 euro, di 100 euro, di 1.000 euro, di 500 euro o di 100 euro. Ma questa cifra non la devi stabilire tu, perché la beneficenza non la fai tu, non la decidi tu, ok? Puoi mettere una pulce nell'orecchio, puoi dire facciamo beneficenza, ci sta, perché ci sta in questo periodo. E chi ti dice che io non l'ho fatto? Anche di 6 euro, anche di 5 euro, ma chi ti dice che non l'ho fatto? Il contributo è totale, non è la cifra, il contributo lo fa il totale, non la cifra. Ricordatelo sempre. Tony, al di là di ogni cosa, tu sai che artisticamente ti stimo, però su questa cosa non sono d'accordo. Per me il mio nome lo puoi anche togliere dalla tua lista, ma per il semplice fatto che io questa beneficenza già l'ho fatta e non l'hai decisa tu, l'ho deciso io. Buonasera a tutti.